Sono stati intercettati dai carabinieri di Agrigento altri 2 pacchi di hashish provenienti dalla Spagna. Sono stati 2 gli arresti effettuati tra i comuni di Licata e Dinaro. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agrigento continuano a seguire le tracce degli acquisti fatti online da parte di giovani. Settimanalmente ormai riescono a intercettare pacchi di stupefacente che dalla Spagna arrivano con corrieri nell'Agrigentino e non solo. A Licata è stato infatti arrestato un trentenne che si è fatto recapitare un pacco con 200 grammi di hashish suddiviso in 4 panetti da 50 grammi. Inizialmente l'uomo a provare a negare che quel pacco fosse stato da lui ordinato, però la perquisizione domiciliare ha permesso di ritrovare un taglierino e un bilancino di precisione. A Naro invece è stato arrestato un ventenne e denunciato l'amico che era in macchina con lui. I 2 attendevano l'arrivo del corriere quando sono stati sorpresi dai carabinieri del Nord, subito dopo aver ritirato il pacco all'interno del quale c'erano ben 100 grammi di hashish suddivisi in 2 panetti da 50 grammi. Entrambi sono stati arrestati e denunciati alla Procura della Repubblica di Agrigento e dovranno rispondere dell'ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Salgono così a 7 nel giro di un paio di settimane gli arresti effettuati dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agrigento. I militari si sono ormai specializzati nel cercare di arginare questi traffici 3.0 di stupefacenti. La roba in tutti i casi è stata acquistata sia internet ed è stata recapitata con corrieri. Nonostante gli espedienti tecnologici per cercare di restare nell'ombra utilizzati dai giovani che ormai nell'Agrigentino sembrano essere soliti rifornisti in Spagna, i carabinieri dimostrano sistematicamente di essere così in grado di bloccare il canale di rifornimento prescelto.